E ciao a tutti ragazzi, un grande saluto da parte del vostro grande Edward. Quest'oggi ci troviamo nuovamente su The Sims 4, pronti a intraprendere una nuova avventura. Proprio ritorniamo al nostro grande scenario, il nostro splendido Oasis Spring. Ritroviamo la nostra casetta in mezzo a un deserto. Potete vedere il campo roulotte come arido. Comunque continuiamo a giocare con la nostra comunità familiare, che per adesso conta un solo membro della famiglia. Notiamo anche come è stato ridisegnato il logo di The Sims 4 ed eccoci finalmente nella nostra nuova casa. Ok, facciamo squillare le nostre trombe. Abbiamo il nostro tablet sul nostro tavolino. Allora, il nostro sim vive per adesso una giornata abbastanza fantastica. Ci ritroviamo con lo stato filtrante, sensazione di sensualità per aver fatto una bella doccia calda, e possiamo riprendere la nostra vita. Intanto asciugherei la pozza se non vogliamo romperci il collo più avanti. Asciugala, amico mio. Vediamo se ci riusciamo. Benissimo. Allora, abbiamo la musica addirittura pronta. Vediamo se si sente. Attenzione. Eccola, perfetto. Ah, quindi se ci mettiamo dietro non si sente, se ci mettiamo davanti si sente. Perfetto, davvero un dettaglio che può fare la differenza. Allora, vediamo di mettere qualche bella stazione diversa, una stazione alternativa. Benissimo, allora, visto che il nostro sim comincia ad avere qualche problema con la socialità, è meglio uscire fuori e conoscere qualche bella ragazza. Allora, notiamo appunto il nostro quartiere come ben popolato. Mi ricordo che su The Sims 3 i quartieri erano esclusivamente stabili, ovvero non vi era un alternarsi di persone che viaggiavano per la strada, ovvero anche se c'erano erano davvero poche. Qui abbiamo una bella ragazza che sta facendo jogging, eccola qui. Attenzione, chiamiamola da noi e addirittura facciamo una presentazione divertente. Addirittura possiamo farla flirtante, scusate ragazzi la pronuncia. Attenzione, eccola, presentazione flirtante. La possiamo fare perché abbiamo anche il nostro grado di sensualità abbastanza elevato. Nancy, come va? Pausa. Allora, la nuova abilità di carisma di Edward gli permetterà di raccontare delle ottime barzellette con successo, una frequenza maggiore sicuramente, e anche le imparerà più velocemente, imparerà qualcosa di più velocemente sugli altri. A livelli superiori si sbloccano tipi di interazioni più variegati. Allora, chiediamo della sua giornata, ma soprattutto spettegoliamo la signora che sta passando, spettegoliamo le sue scarpe orrende, la sua gonna un pochettino troppo, come dire, antica, ma possiamo anche imparare a conoscerla e addirittura possiamo amichevolmente discutere di interessi comuni. Vai. Ecco, si nota adesso i sim come sono necessariamente molto più spontanei a effettuare queste azioni di relazioni tra loro. Intanto ci passano anche sim in mezzo. Molto più naturale il nostro sim. Potete vedere che inizia una relazione proprio amichevole immediatamente all'altra, proprio senza perdere troppo tempo. Mi ricordo che sul vecchio The Sims c'erano davvero dei piccoli ritardi da una relazione all'altra, mentre adesso possiamo raccontare anche una barzelletta sui nostri politici. Bene, possiamo passare del tempo assieme alla nostra amica, ma anzi io direi di raccontare una storia buffa. Perfetto. Ok, intanto passa qualcuno che è sconsolato. Addirittura la nuova abilità comicità, la nuova abilità di comicità di Edward gli permetterà di raccontare barzellette al microfono e di scrivere barzellette al computer. Addirittura entusiasmati per il nuovo spettacolo. Benissimo. Possiamo anche tentare di raccontare un'altra barzelletta su Sunset Valley. Ridere sicuramente fa molto bene, quindi tentiamo ragazzi. Ma addirittura possiamo descrivere l'invasione dei robot, o addirittura ancora vediamo un pochettino. Adesso che abbiamo creato una conversazione divertente, possiamo tentare attenzione, ecco, magari chiedere se è single. Attenzione, abbiamo guadagnato una conversazione piacevole. La conversazione, la socializzazione, scusate un po', ci ha fatto aumentare sicuramente la felicità in quest'ambito. Ecco, sono contento di queste nuove abilità comunque che hanno aggiunto. Ritorniamo e possiamo adesso fare una bella imitazione. Chiediamo se è single. Vediamo ragazzi se siamo fortunati. Il nostro caro soldatino con i capelli rasati quasi a zero. Ah, è sposata. Aia, mi sa che l'abbiamo presa
a male. Va bene, per adesso continuiamo, spettegoliamo un po' e facciamoci un amico, può essere sempre utile un amico, magari nell'ambito romantico possiamo fare una bella battuta di abbordaggio. Vediamo se ci riusciamo ragazzi, così tentiamo la carta dell'abbordaggio. Vediamo un po', prepariamo arpioni, liane, spade, cannoni e tentiamo questo abbordaggio. Vediamo. Ah, non ci siamo riusciti forse, vediamo un po'. Ah, vabbè, è andata via. Non importa, abbiamo guadagnato una sensazione di benessere per l'alto livello dei bisogni e questo è importante. Però io direi di ritornare dentro, abbiamo ancora un po' di fame. Vediamo se possiamo cucinare qualcosa. Una bella cena con i soliti maccheroni al formaggio. Con 4 dollari riusciremo ad arrangiarci. Benissimo. Allora, procediamo, intanto dobbiamo necessariamente preparare il pasto e io direi di comprare un tavolino scacchistico per soddisfare anche un po' le esigenze del nostro sim. Allora, andiamo nella sezione adatta. Allora, visuale rivista, clicca sull'immagine per vedere una versione ingrandita, clicca sugli oggetti individuali per acquistarli. No, volevo andare proprio nella sezione degli hobby, vediamo un po' carriera, studio, vediamo stanza. No, non mi servono delle stanze, mi servono delle zone apposite. Per esempio, scacchi, vediamo, scacchi. Ecco, il maestro degli scacchi, tavolino scacchistico grandi piani. Ecco, vediamo un po'. Ah, eccoli qua, perfetto. Ecco, vediamo di prenderlo magari ragazzi con un colore diverso, un marroncino come ce l'ho io a casa, anzi io ce l'ho di questo colore grigiastro, eccolo qua. Vediamo di metterlo al suo posto, perfetto, e di far allenare il nostro uomo immediatamente vicino a questa zona. Aggiungiamo anche una bella sedia, così gli facciamo scaldare anche il sederone, perfetto. Vediamo di aggiungerla da questa parte, una sedia abbastanza sedia, vediamo, ecco, una sedia da pranzo per esterni, 40 dollari potrebbe andare più che bene. Ok, per adesso lasciamo perdere il gusto, però per iniziare può andare più che bene. Quindi abbiamo completato un altro desiderio, quindi aumentiamo la nostra felicità e guadagniamo anche un altro bel punto, arredamento gradevole. Vediamo il nostro sim come inizia a cucinare e godiamoci un po' le sue abilità culinarie dallo stato flirtante. Guardate che figo. Bene. Allora, direi di iniziare a mangiarlo. Stiamo morendo di fame. Vescica addirittura. Dobbiamo... Ovviamente la natura sta chiamando. Giocoso, un nuovo tratto. Benissimo. Perché questo giocoso? Vai alla grande per la socializzazione e le nostre barzellette. Allora, mangiamo i nostri grandi maccheroncini e intanto poi ce ne andiamo al bagno. Vediamo un po'. Un po' di musica. Purtroppo non ci sono molte musiche, però per adesso va bene ragazzi. Allora, finiamo il nostro piatto, aumentiamo leggermente la velocità. Allora, sali di livello di manualità per l'ispirazione cervello nerd, o addirittura diventa ispirato. Fai che Edward diventi ispirato. Per riuscirci, fai in modo che faccia una doccia riflessiva, legga o svolga lavoro creativo. Allora, io direi ragazzi di giocare un pochettino all'iPad, scusate, al tablet, perfetto. Vediamo di giocare una bella partita. Tocca per giocare a sport incredibili e miglioriamo la nostra abilità lavorativa. Vi ricordo che facciamo gli assistenti tramite chat e abbiamo bisogno di una discreta abilità nei giochi, quindi aumentiamo la velocità. Ottimo, inizieremo dopodomani, abbiamo dei giorni per pensare, per noi stessi, per guadagnare punti. Allora, uno dei tuoi obiettivi di gioco è raggiungere il massimo livello di una carriera. Sposta il puntatore sull'icona per scoprire sicuramente come ricevere la nostra promozione. Aspirazioni e tratti. I sim hanno delle aspirazioni che possono determinare il corso della vita e dei potenti tratti che definiscono chi sono. Quindi, vediamo un po'. Cervello nerd sono dei probabili obiettivi, come per esempio finisci di leggere 3 libri e consegui il livello 4 di logica. Eccolo qua. Mi piace molto di più di The Sims 3. Davvero tutta questa organizzazione per uno come me va più che bene. Addirittura negozio dei premi e seleziona una nuova aspirazione. Dopo aver soddisfatto i capricci e sicuramente gli obiettivi delle aspirazioni, i sim guadagnano soddisfazione con la quale possiamo acquistare dei premi. Allora ti abbiamo offerto un po' di soddisfazione per permetterti di comprare qualcosa. Pozione concentrante, mi piace tantissimo questo gioco, guardate un pochettino quanta roba nuova che hanno inserito, proprio quello che serviva. Divertimento immediato, pozione energica, bevi per rendere il sim temporaneamente energico, fiduciosa, flirtante, concentrante. Ecco, prendiamo questa, riscatta
e portiamo tutto in cassa. Benissimo, abbiamo comprato la nostra pozioncina. Vediamo dove l'abbiamo messa. Attenzione che abbiamo un po' di sonno. Puoi sempre esaminare i tratti del sim. Ah, è questa, pozione concentrante. Mettiamola qui sul tavolo, bene. Allora, abbiamo giocato parecchio, siamo leggermente stanchi, quindi è meglio andare in camera e dormire un po'. Magari un bel pisolino, anzi una bella dormita. Allora, ragazzi, il gioco davvero... Che succede? Che succede? No, amico mio, dobbiamo dormire. Concentrato, sessione di gioco buona e dopo aver giocato avete visto che abbiamo guadagnato dei tratti. Per aver usato dei videogiochi non c'è nulla... Ah, ecco, addormenta. Mi piace... Davvero, ragazzi, hanno fatto il gioco davvero molto bene. Adesso sembra molto più realistico del solito. Anche a livello grafico, nonostante la grafica sia stata alleggerita. Ecco, guardate un pochettino come si ricarica velocemente. Proprio la cosa che adoro. La cosa che proprio detestavo dei vecchi The Sim era che il tempo per il pisolino, per il sonno, chiamiamolo così, era immenso. Si aspettavano anche 5 minuti a volte. Quindi adesso hanno velocizzato un po' tutto. Guardate come scorre veloce il tempo quando si dorme e si ha molto più tempo per giocare. Adesso sicuramente abbiamo terminato, amico mio, possiamo alzarci soddisfatto. Adoro la musichetta di soddisfatto. Diventa ispirato, però abbiamo un po' di fame, quindi tanto è meglio buttare via questa spazzatura. Ok, e mangiamo con un po' di colazione. Uova strapazzate, cuciniamo in generale così. Ecco, mi piace anche questo particolare argomento. Un formaggio grigliato per iniziare, formaggio singolo, sì. Perfetto. Scusate ragazzi se dico più volte che mi piace il gioco, però davvero sono soddisfatto del mio acquisto, anzi adesso ve lo posso consigliare. Per quello che ho visto il gioco è davvero migliorato rispetto al 3 e hanno cambiato radicalmente l'ambito di gioco. Adesso il sim è anche molto più naturale nei movimenti, guardate un po'. Eccolo. Guardate. Guardate come è definito bene il movimento dei sim. Non ti addormentare, amico mio, è ancora sul fuoco. Oh! Un po' di sale, attenzione. Eccolo. Eccolo qui. Mi sa che è pronto il nostro grande toast. Vediamo. Allora, raggiunto il livello di cucina numero 2. Perfetto, mangiamo. E attenzione, racconto una barzelletta. Stiamo diventando proprio dei fan dell'umorismo da strapazzo. Ovviamente dopo una nottata dobbiamo andare in bagno e usarlo. Perfetto. E adesso sposterei, come mi avete consigliato, questo lavandino. Lo metterei un po' più in qua. Eccolo qua. E con questi 308... visto che i soldi vanno spesi, comprerei un bel lavello di colore azzurrino, anzi di colore beige. Eccolo qua, così non laviamo i piatti in bagno. E magari delle tende potrebbero essere adatte. Vediamo un po'. Certo, però delle tende dove si possa vedere un po'. Che dobbiamo rimanere qui in clausura, maledizione. No, vorrei delle tende magari un po' più adatte. Vediamo se troviamo qualcosa, ragazzi. Cos'è questa? Ah, delle tende probabilmente per le... ho capito. No, per adesso lasciamo perdere. Continuiamo così. Modalità vivi. Bene. Finiamo il nostro pasto. Vediamo un po'. Allora, i nostri tratti. Ovviamente li sappiamo benissimo. Allora, l'inventario personale. Vediamo cosa abbiamo nell'inventario. I morti bighelloni sono tornati in un anno particolare. Ah, probabilmente è un bel libro di fantascienza. Ok, vediamo di posizionarlo sul nostro letto e ce lo leggeremo la sera. Ok. Vediamo un po', questo cos'è? Ah, l'unità familiare. Aspettate un attimino ragazzi, gli occhiali che non vedo un accidente. Ok. Allora, puoi anche trascinare gli oggetti direttamente sui sim. Ovviamente puoi trascinare il libro sul tavolo direttamente su una libreria. Ecco, possiamo fare appunto così per spostarli. Anche la sedia probabilmente. Ah no, solo gli oggetti. Tipo questo, possiamo metterlo in frigo. Meglio, così si mantiene. Ok. Va bene. Allora, io la manualità per adesso ancora non la imparerei, attenderei il prossimo giorno lavorativo. Però per adesso andiamo alla grande per quanto riguarda i nostri tratti. Ci facciamo adesso una bella doccia riflessiva per guadagnare un po' qualche tratto in più. E ci facciamo adesso un paio di ore magari al nostro... Anzi, prima completerei l'ambito lavorativo. Quindi
Giochiamo un altro po' al tablet, guardate un po', pagato per giocare, leggi un ebook, fantastico, fai il troll nei forum, gioca una partita a Bloblonic, bene. Procediamo, sono contento della velocità massima che è stata nettamente migliorata, ragazzi, adesso tutto è molto più veloce. Allora, ispirato dalla nostra bella doccia, e adesso potete vedere che possiamo godere del nuovo stato. Benissimo, giochiamo un altro po', un'altra bella oretta per guadagnare il punto nella nostra carriera. Vediamo un po', rendimento adatto. L'umore ideale sarebbe concentrato. Ok, abbiamo giocato 4 ore ai videogiochi, io adesso uscirei un attimo per andare a raccontare una bella barzelletta a qualcuno. C'è un bel bambino qui, presentazione divertente. Andiamo. Allora, la socializzazione è una parte importante della vita di un sim. In fondo tutti hanno bisogno di interagire con gli altri, quindi possiamo procedere. Questo è il pannello della conversazione. In pratica possiamo spostare il puntatore sopra l'immagine per saperne di più sui tratti. Vediamo. Conversazioni sgradevoli, è il livello, perfetto. È felice, benissimo. Questo è il pannello invece delle relazioni. Conosciamo solo Nancy, adesso Roberto. Ciao Roberto, parliamo dei sogni. Io un giorno diventerò un grande magnate finanziario del petrolio. Una bella ragazza. Allora, parliamo un attimino col bambino, descriviamo la nostra nuova idea, ma soprattutto parliamo dello spettacolo e proviamo a raccontare una storia buffa, ma piuttosto anche una barzelletta, però meglio chiedere anche della scuola. Un altro bambino, Conan il detective con gli occhiali, eccolo qua che procede. Ok. No, se n'è andato il bambino. Non ci ha fatto parlare neanche della musica. Ah, suona uno strumento. Dov'è il bambino? Ah, se n'è andato. Va bene, non è un problema. Continueremo sempre su questa strada. Allora, qui c'è Conan, il bambino detective. Vediamo un po'. Qui sta passando appunto il giardiniere locale. Un'altra bambina. Vediamo se ci possiamo fare un giro, ragazzi, qua intorno. Andiamo. Vediamo se troviamo qualcuno con cui parlare, magari una bella ragazza. Qui attenzione, vediamo se possiamo addirittura scavare. Che cos'è sta zona? Vediamo un po'. Wow, ok, una specie di... ecco, una specie di... come si chiamano? Fossili. Un attimo, ragazzi, il cellulare. Bene, ragazzi. Scusate un attimo per l'interruzione, ma mi stava suonando il cellulare. Intanto noi facciamo un po' Indiana Jones e i predatori dell'arca perduta. Vediamo che cosa abbiamo raccolto nel nostro cespuglio. Allora... vediamo un po'. Allora, fiducioso. Vediamo cosa abbiamo raccolto. Intanto, acquisito un oggetto da collezione, quindi siamo degli smanettoni, li chiamerebbero in Giappone gli otaku, coloro che collezionano manga, addirittura guardano anime e collezionano action figure. Abbiamo trovato un action figure sottoterra. Allora, qui c'è una ragazza, vediamo di presentarci. Però voglio vedere cosa abbiamo raccolto. Una roccia fossile, un antico deposito di roccia sedimentaria contenente strani materiali. Ulteriori indagini potrebbero rivelare qualcosa. Anzi no, qui sta passando un'altra ragazza che è ancora più carina. Presentazione divertente. Piano, fermati amica mia. Brava. Non si conoscono. Attenzione, qui passano macchine a una velocità astronomica. Intanto dov'è il nostro personaggio? Vediamo. Ah, eccolo. Questa è ancora più carina. Vabbè. Accontentiamoci di questa. Allora... bevi una bevanda nel club. Però intanto descriviamo l'invasione dei robot. Vediamo un po', una storia stravagante, parliamo un po', spettegoliamo. Questo tentato fa flessioni, si sta allenando per qualche concorso al militare. Una storia incredibile addirittura. Proviamo anche, ragazzi, a fare qualcosa in ambito romantico. Chiediamo se è single e soprattutto chiedi della sua giornata. Avanti. Sempre più in forma. Il duro lavoro sicuramente ci sta dando dei frutti. Si vedono chiaramente nella sua nuova forma. Vediamo perché, che cosa abbiamo fatto. Carisma. Ma veramente, raccogliendo un po' di sporcizi a terra, non credo di essere diventato Arnold Schwarzenegger. Però dai, qualcosa c'è. Ah, ecco. Vediamo se è single, ragazzi. È sposata con Bob. Tutti sposati, maledizione. Non riusciamo a trovare uno solo. Però meglio far sfoggiare i nostri muscoli al vento. E soprattutto propone un piano folle. Vediamo quello che succede. Andiamo. Possiamo proporre di andare a bere al bar qualcosa. Vediamo altre scelte. Malizia, buffo, romantico. No, per adesso meglio di no. Proviamo.
Senso Quink. Zobe. Benorkazoi. Organ Dens Bazaar. Chima Vimpa. Oh, Wancini. Chimeraja Bean Slawfish. Naviga su internet. Jabin. Allora, è sicuramente una conversazione piacevole, però io direi ragazzi di dare un'altra bella battuta alla nostra amica, una conversazione profonda e magari possiamo discutere delle strategie di gioco di StarCraft 2. Mentiamo sulla carriera, diciamo che siamo dei grandi Rockefeller della situazione. Greenba. Vediamo un po'. Gorib. Oh, Zarba. Vediamo. Plump. Frieza. Ecco, siamo dei grandi ricercatori. Vediamo se ci crede, ragazzi. Ecco, ha un'espressione abbastanza contratta, non molto tranquilla. Vediamo un po'. Attenzione. Abilità malizia. Attenzione, gli permetterà di ingannare dando la scossa alla mano e seguire molte interazioni maliziose. Non siamo molto abili a essere malvagi, però col tempo miglioreremo, ragazzi. Racconta una storia incredibile e soprattutto possiamo anche... fanno flessioni subito davanti a noi, tutti potenti a livello fisico. Tanto qua l'idrante non funziona. Qualcuno, visto che mi ha detto stai smanettando con l'idrante. Sì, volevo vedere se potevo fare tipo una settimana d'addio ai Got Power. Far saltare tutto in aria. No, a quanto pare non si può fare. Va bene. Oh. Chimeraja Bean Incontro imbarazzante. Dove posso nascondermi? Ah, sicuramente abbiamo fallito. Vabbè, mettiamo in giro delle voci insensate. Però, va bene, mi sa che siamo stati un pochettino troppo amici con la nostra amica. Quindi vediamo di lasciar perdere questa situazione e non conversare più. Mi sa che siamo già al massimo della socialità, ci siamo fatti un po' di amici e adesso è arrivato il momento di tornare a casa. Allora, potenziamo la nostra abilità di logica. Giochiamo un po' e procediamo. Vediamo. Eccolo, allora, lunedì sono mezzogiorno e mezza, quindi io direi ragazzi di giocare un pochettino al tavolo da gioco, eccolo, e magari possiamo tentare qualche altra cosa in ambito cucina, però siamo felici e balleremo al ritmo di radio. Bene, scusate ragazzi se sto parlando di meno, però per adesso sono un po' raffreddato, quindi ho un po' la gola che mi pizzica, quindi non preoccupatevi se mi sentite meno del solito. Intanto ancora la posta non è arrivata, ma va bene. L'abilità logica è particolare perché ci permette di giocare a carte, a scacchi, usare l'equipaggiamento scientifico, aumenta la probabilità anche di vincere e rende disponibili nuove interazioni nell'osservatorio. Bene, continuiamo a giocare. Vediamo. Curiosità. Ecco, ci sono già diverse abilità che mi interessano. Per quanto riguarda il lavoro, inizieremo tra poco. Il rendimento lo miglioreremo sicuramente. Dennis. Vediamo un po'. Ecco, mi piace Nancy, ragazzi. Ce la dobbiamo prendere anche se è sposata. Non mi interessa niente. Tanto qua il tratto continua a lampeggiare perché sta andando via. Vediamo se possiamo estrarre il fossile invece da questa zona. Ok. Intanto stiamo sempre migliorando l'abilità di logica. Ok. Già siamo arrivati al livello 2. Adesso possiamo raccogliere campioni di piante e analizzarle al microscopio. Mi piace questa sezione del microscopio. Ok. Allora, estraiamo il fossile. Vediamo un pochettino come estrae il fossile il nostro amico. Abbiamo trovato la mano di Sim fossile. Attenzione ragazzi, vediamo di collocarlo sullo scenario e vedere un po' che effetto fa. Vediamo. Eccolo. Eccolo qui. Vediamo se possiamo metterlo da qualche parte. È appunto un residuo antico di una mano paleolitica dell'era geologica antica. Vediamo di metterla appunto in una zona adatta. Un pochettino come appunto il reperto antico. Vediamo se possiamo lasciarlo da questa parte. Ok. Puliamo un pochettino perché fa schifo vedere dei piatti sporchi appunto sulla tavola. Vediamo un po'. Proponi un piano folle a qualcuno ancora? No, per adesso basta. Vediamo cosa c'è invece nel frigo per stasera. Pranza stasera, sono appunto le 4 di pomeriggio. Un bel tacos di pesce. Vediamo un po'. Bene, prepariamo tutto. Ecco, ce ne possiamo andare a Masterchef Italia, ragazzi, di quanto siamo bravi a cucinare. Eccolo qua. Perfetto, spaghettini sembrano, eh? Vediamo di divorarceli in un secondo. Allora, sensazione di benessere, arredamento gradevole, possiamo addirittura osservare il nostro bel mappamondo mentre stiamo appunto mangiando, benissimo. Allora, io direi ragazzi di andare a fare la pipì come un campione, dai. Il piatto lo possiamo anche gettare nella spazzatura e leggere questi morti bighelloni mentre siamo sul nostro bel lettino a dormire. Bene, allora, possiamo anche procedere. Vediamo. Ok. No, come non l'abbiamo letto? Dai, amico mio, me lo volevo leggere prima di dormire.
Vabbè, meglio recuperare un po'. Attenzione, il cellulare, ci chiamano di notte. La nostra Nancy. Attenzione, vorrebbe venire da te per passare del tempo. Va bene, subito. Basta. Alziamoci. Allora, la nostra pozioncina per essere più concentrati non ci serve. Abbiamo dei punti in più. Vediamo, inventario. No, dov'era? No. Era da queste parti, ragazzi. Ve lo ricordate? Quella specie... Attenzione, già ci entrano in casa. Nancy arriva davanti a noi. Mamma mia, nostra grande Nancy. Vieni qua. Lo sappiamo che sei sposata, ma non fa niente. Discutiamo delle strategie. Prendi il tablet. Lascialo perdere. È arrivata Nancy. Nancy, aspetta. Ora balliamo. Sì. Spettacoliamo. Impariamo a conoscerla. Che sta succedendo? Perché? Che è successo? No, dai, imbarazzati. Abbiamo combinato stupidaggini, ragazzi. Autoironica, barzelletta autoironica. No, non siamo tediosi. Dai, che facciamo ridere tutti. Perché no? Perché sei venuto a casa nostra se non vuoi chiacchierare? Siamo imbarazzati, ragazzi. Che cosa gli abbiamo detto? Mamma mia. Vediamo un pochettino. Mi sa che è una ragazza un po' più... Ecco, ci siamo raccontati la barzelletta. Flirta. Andiamo diretti contro il muro. Dai, siamo proprio zero. Una barzelletta autoironica pessima. Nasconditi da tutti. Vediamo se possiamo flirtare. Oh, ragazzi, la stiamo combinando grossa. Vediamo, scusiamoci almeno. Dai, un pochettino di calma. Che sta dicendo? Dai, abbiamo perso tutto quello che abbiamo fatto. Ci siamo scusati. Ah, meno male. Allora, piano piano chiediamo della sua giornata. Entusiasmati per lo spettacolo, facciamola ridere. Perfetto, recuperiamo. Amichevole. Sì, perfetto. Discutiamo di interessi comuni. Possiamo, ragazzi, mentire sulla carriera, visto che siamo bravi a mentire, dei grandi mentitori. E col romantico proviamo recupera in extremis. Complimentala per l'aspetto. Miglioriamo, dai, conversazione piacevole. Grande, amico mio, batti 5. Continuiamo così. Bene. E sta musica maledetta. Proviamo, ragazzi, complimentiamola per l'aspetto. Dai. Vabbè, niente, ragazzi, è impossibile. Questa proprio non ci vuole. Sta parlando lei. Ora ci nascondiamo tutti, ci buttiamo sotto le coperte. Aspetta. Proviamo invece a recuperare ragazzi in extremis. Possiamo provarci, casomai ce ne cerchiamo un'altra di ragazza. Allora, dov'è? Dai che ce la facciamo. Recuperiamo in extremis. Dai. Oh, attenzione. Ce l'abbiamo fatta? Attenzione, ce l'abbiamo fatta, abbiamo recuperato in extremis. Abbiamo guadagnato dei punti interessantissimi. Benissimo, facciamo un attimo piano piano. Chiama qualcuno al telefono, rallegra con la nostra grande abilità. Un complimento sincero, visto che siamo felici. Vedete, ragazzi, guadagnare stati di felicità, di umore importanti ci aiuta nelle relazioni. Adesso guardate come stiamo andando bene. Perfetto. Proviamo altre scelte nell'ambito amichevole. Possiamo fare una conversazione profonda e una conversazione piacevole, fantastica. In questo arredamento gradevole possiamo continuare. Allora, Jungle, Welcome to the Jungle. Bella quella canzone. Abbraccia, entusiasmati per il nuovo spettacolo. No, non andare via. Non andare via. Dove stai andando? Che fai? Che cosa fai? Parli sola? Nancy, vieni qui, aspetta, parla con noi, aspetta, ancora siamo qui. Facciamo una raccontiamo una barzelletta sulle papere. Vieni qua, le papere sono belle. Ehi, vieni qui, amica. Ok. Vediamo se ride. Ah, meno male, dai. Proviamo. Attenzione, che succede? Spettacoliamo un po' e tentiamo qualcosa, ragazzi, di romantico. Un pony, domanda spinta, battuta di abbordaggio. Bene. Spade, lance, cannoni e tutto il resto.
Dai! Defuni. Eccola, guardate che faccia che ha fatto. Ops, ancora imbarazzati. Kumbar. Vitaneb. Ok, amica mia, mi sa che per oggi abbiamo fatto abbastanza. Possiamo raccontare una storia buffa e magari mandarla via adesso, perché stiamo combinando ancora più guai. Quindi mandiamola via, amica mia. Mi sa che ce la siamo cavata abbastanza male. Vediamo un po' come va. Snarfu, waste. Attenzione, mi sa che la faccia abbastanza schifata, mentre è andata bene. Yebu. Mista. Ok, sì, te ne devi andare perché ormai è tardi. E visto che non ci vuoi stare con noi, meglio che vai via. Allora, nasconditi da tutti, vediamo cosa fa il nostro amico. Attenzione, eccolo. Dove va? Dove va? Attenzione, guardate, dov'è? Dov'è? Sotto le coperte. Neanche dorme, si sta nascondendo. Fai un discorso esortativo allo specchio per rincuorarci. Davvero, ragazzi, il The Sims è migliorato a vista d'occhio, cioè un miglioramento unico. Ci stiamo nascondendo da tutti e possiamo anche dormire. Siamo diventati nuovamente felici, abbiamo recuperato. Dormiamo per l'indomani. Bene. Tanto io cerco un pochettino qui. Allora, vediamo un po' comicità, stiamo migliorando. Carisma leggermente, malizia, vediamo un po' fame. Va bene, adesso recuperiamo. Allora, un pasto veloce cosa hanno messo? Meno male, lo yogurt fa bene, quindi ce lo prendiamo, un bello yogurt magro, così ci manteniamo in linea. Bello, ok. Eccoci qui. Guardate che figo, di fragola, yogurt fragola, bene. Recuperiamo. Meno male, adesso ragazzi i pasti veloci non fanno recuperare più tutta la fame come era in passato, molto bene, però un pasto piuttosto gustoso. Vediamo se invece possiamo ballare ragazzi al ritmo di musica. Balla. Yes. Ok. Nuovi punti. Chiama qualcuno al telefono, vediamo un po'. Bevi, che cosa? Whisky? Che stiamo bevendo? Che cosa hai preso? Attenzione con quelle mani dal frigo a prendere roba. Attenta amico mio che te le taglio quelle mani. Non cominciamo a bere superalcolici, roba del genere. Che hai preso? Latte probabilmente. Che hai in mano? Latte, vero? Non è che è gin, roba del genere. No, meno male, stiamo calmi. Un po' di musica. Perfetto. Il lavoro inizia ragazzi alle ore 10. Bene, quindi dobbiamo avere lo stato per andare a lavorare. Qual era? Concentrato. La nostra pozioncina ce la prendiamo alle 9. Intanto andiamo qua, ci laviamo i denti, se no gli facciamo schifo al capo. Perfetto. Con latte in mano addirittura. No, il latte non lo voglio più. Si beve il latte. Ma che ti bevi il latte? Prima ti lavi i denti e poi ti bevi il latte. Comunque un sorseggio squisito. L'amicizia la stringeremo tra poco. Vediamo un po'. Qui va bene. Ci mangiamo anche adesso un succo d'arancia. E beviamo proprio ragazzi di tutto e di più. Latte, succo d'arancia e yogurt. Così appena arriviamo all'ufficio un bel vomito diretto nel primo gabinetto. Attenzione. Ancora. La pozione dov'è? Eccola. Bevi, sì, un'ora prima. Guarda che figo. Molto concentrato. Adesso ce ne andiamo al lavoro ragazzi. Dov'è? Oggi è martedì. Dai, beviamoci anche questo. Cos'era? Ci stiamo bevendo tutto il frigo. Avanti, intanto balliamo un po'. Quanto dura ancora? 3 ore. Bene. Il lavoro. Andiamo. Siamo molto concentrati ed è ora di andare al lavoro. Finisci di leggere il libro, però in questa maniera guadagneremo molto più punti sicuramente, molti più punti in ambito lavorativo. Allora, stiamo lavorando. La mente di un sim concentrata è pronta e sgombra. Prova a giocare a scacchi o esercitarti. Allora, un cliente insoddisfatto contatta Edward chiedendo un rimborso per il suo nuovo smartphone. Edward vuole rimborsare e tornare subito al suo gioco, oppure cercare di calmarlo e guidarlo nella risoluzione del problema. Calmiamolo. Cos'è successo? Allora, abbiamo completato la nostra sessione lavorativa. Edward ormai dovrebbe aver imparato che i clienti come questo vogliono solo un bersaglio, che è la sua schiena. Ci sono dei cerchi rossi e bianchi. Ancora più arrabbiato, il cliente esige di parlare con il capo di Edward. Capo del rendimento piccolo. E cosa è successo? Ce l'hanno date nel sedere. Aia. Vediamo se possiamo continuare. E non possiamo guardare quello che stiamo facendo perché non siamo qui. Questo è il lavoro. Dura parecchio il lavoro però ragazzi, nonostante siamo fuori. Cioè mi ricordo nel vecchio The Sims era molto più rapido, mentre così proprio si nota che siamo al lavoro e non ci siamo. Vabbè, lasciamo la radio accesa così paghiamo 100.000 euro di bolletta. Ok, torniamo ragazzi dal lavoro e completiamo questo gameplay perché mi sa che sta già durando troppo. E continueremo quindi al prossimo gameplay. Intanto vediamo un po'.
Qua ci sono bicchieri di whisky da tutte le parti. Spegniamo la radio. Guardate un pochettino quanto whisky che ci siamo bevuti. Questa è la nostra Nancy. Vediamo un po'. Vedete la lista. Tratto sconosciuto. Coniuge Geoffrey Landgrab. Va bene. Vediamo un po'. Vediamo il quartiere. Guardate che figo. Mamma mia. Vediamo un po'. Carino il quartiere, ragazzi. Dai, non è così male. Sembra il Grand Canyon di Parto col Folle. Ok, abbiamo svolto il nostro dovere e abbiamo guadagnato $248. Con questi soldi ci pagheremo le bollette. Ancora non ce ne sono. Va bene, ragazzi, siamo riusciti a completare per adesso la nostra avventura. Vediamo di salvare immediatamente. Spero che questa prima parte vi sia piaciuta. Ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay. Oggi prima giornata lavorativa e prime relazioni amorose con qualcuno, però non sono andate a buon fine. Ci becchiamo, ragazzi, all'interno della prossima avventura. Ciao a tutti.